Passaggio della campana oggi qui al Golf Resort Verdura tra Giuseppe Caramazza e Emanuele Farrugia dell'Agrigento Lions Club. Un impegno il suo, come diceva nella relazione, dedicato in particolare al sociale. Sì, abbiamo dedicato molta attenzione e ci siamo concentrati sulla solidarietà, sui giovani e sul territorio. Molti service infatti hanno riguardato le persone più bisognose come i profughi afghani, i profughi ucraini e le persone meno abbienti del territorio. Poi verso i giovani attraverso la valorizzazione di essi e dedicando molti service, tra cui il progetto Kairos, il progetto Un Poster per la Pace e inoltre per il territorio, iniziando con la denuncia della mancanza delle infrastrutture nella provincia di Agrigento e continuando con iniziative che in modo trasversale valorizzano il patrimonio, tra cui ricordiamo le 2 mezze maratone e la passeggiata veloce della Scala dei Turchi e il premio di laurea Peppino Cultrera che accomuna giovani e territorio. Un club che cresce con la presentazione di 13 nuovi soci. Sì, un risultato veramente importante, la crescita associativa era un obiettivo che mi ero posto come presidente insieme agli altri soci del club in quest'anno sociale. Siamo passati da 54 a 67, in tutto l'anno sono entrati 17 nuovi soci, per cui siamo abbastanza soddisfatti. Emanuele Farrugia ritorna alla presidenza di Agrigento Lions Horse, un impegno sicuramente importante anche per l'eredità che Caramazza le lascia, un club che abbiamo visto cresce con la presentazione di 13 soci. Sì, è un onore intanto ricoprire di nuovo il ruolo di presidente del club più vecchio che c'è ad Agrigento, Agrigento Host, e anche numericamente il più grosso. Sono onorato di questo compito che il direttivo mi ha affidato. Dopo 2 anni di pandemia finalmente con Giuseppe ci siamo rimessi in cammino, ci auguriamo che non ci siano altri motivi, ahimè, che possano bloccare il nostro lavoro fatto di solidarietà, di fratellanza. Io in maniera particolare mi dedicherò ai soci e insieme ai soci realizzeremo tutti quelli che sono i service che il distretto ci indicherà, ma sicuramente avremo anche tantissime altre occasioni per far crescere il nostro territorio, perché ci impegniamo a dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno di noi. Allora, abbiamo il past governatore del Lions Club di Sicilia, Valerio Contraffatto, presente a questo passaggio di campana di Agrigento Host, un club abbiamo visto molto impegnato nel sociale e che cresce anche con la presentazione di tanti soci. Il suo messaggio, past governatore? Come ho detto, sono 44 anni che sono al Lions Club Sicilia e sono felicissimo di servire, soprattutto di servire il club di Agrigento Host, dove diciamo abbiamo fatto tante cose e merita molto il club di Agrigento. Oggi infatti abbiamo oltre 70 soci e vuol dire che è un club che viene molto, ci sono molte aspirazioni e mi dicono che ci siano tanti altri che aspettano ad entrare, per cui dico va bene, andate al Lions Club, il Lions è molto importante. Ecco, che evoluzione ha avuto da quando lei era past governatore a oggi il Lions Club? Il Lions Club, l'evoluzione dal 2003 è stata notevole, soprattutto anche a Agrigento. Devo dire che siamo arrivati anche a 102 soci, oggi siamo 70, ma ci sono club tipo Palermo che aveva 180 soci, oggi Palermo ha 50 soci. Per dire, Agrigento va molto bene con il Lions perché fa molto.